Sentiamo ora le reazioni delle categorie al piano presentato dalla Regione, il commento dei presidenti regionali di Confartigianato e di Confindustria. Le interviste sono di Lucia Cappelletti. Abbiamo sentito i provvedimenti che in questo periodo sono stati costruiti dalla Regione Veneto, alla quale come Confartigianato abbiamo partecipato con le nostre proposte. Molto bene il nuovo prodotto, quello dei 20 milioni di euro a favore delle imprese che sono state chiuse totalmente. Ci aspettiamo in un prossimo futuro anche dei provvedimenti per quelle imprese che non sono state chiuse totalmente ma che hanno avuto cali di fatturato molto vicini al 100%, tipo tutto il settore del turismo, i tour operator e i fotografi. Bene anche poi per i 47 milioni annunciati a favore di Veneto Sviluppo e che andranno come contributi a leva per la ripartenza e per la riorganizzazione delle imprese. È uno stanziamento importante, oggi lo vediamo direttamente soprattutto sulle micro e piccole imprese e che va bene perché è un settore trainante, importante per il nostro territorio. Manca una visione strategica per le imprese medie più grandi che poi sono il traino dell'intera economia della nostra regione. Non dobbiamo riprendere da dove eravamo rimasti perché la nostra economia già a gennaio così segnava un po' il passo. Dobbiamo avere una visione strategica per i prossimi 10 e 15 anni, individuando anche settori dove possono essere, dove vanno privilegiati gli investimenti.